La Polizia di Stato della Capitale, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, ha smantellato la cosiddetta Banda del Buco. 6 persone sono state arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in quanto accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine presso gli uffici postali e di concorso in rapine. 3 degli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine presso gli uffici postali ed altri 3 di concorso in rapina. Le indagini che hanno interessato il territorio della capitale e della provincia hanno permesso di delineare con precisione i ruoli ricoperti dagli associati, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un 75enne ed un 70enne sono i risultati capi e promotori dell'organizzazione, dove il primo svolgeva anche il ruolo di palo, mentre il secondo, insieme ad un 66enne, eseguiva le rapine. Agli arrestati è stata contestata la commissione della rapina avvenuta il 3 maggio dello scorso anno in zona San Giovanni. Grazie a successivi accertamenti investigativi è stato possibile monitorare le attività degli indagati, ai quali a vario titolo sono stati contestati anche altri 2 tentativi avvenuti negli scorsi mesi di settembre e novembre, rispettivamente a 7 Ville di Guidonia e nel quartiere Tuscolano, dove il 70enne, il 66enne ed il 75enne sono stati arrestati mentre si apprestavano armati di taglierino a fare ingresso in una sede di Poste Italiane, accedendo attraverso un buco praticato dai complici in un locale attiguo all'ufficio.